L'Ordine degli Agronomi oggi al via con un interessante convegno sul paesaggio come metafora dell'etica pubblica, territorio e ambiente nelle nuove norme costituzionali, che vede coinvolti anche diversi altri ordini professionali della città. Sì, oggi abbiamo voluto organizzare in celebrazione della giornata mondiale dell'acqua, perché il 22 marzo, come sancito dall'ONU nel 1992, è la giornata mondiale dell'acqua, con un tema particolarmente importante quest'anno. Water for Peace, cioè l'acqua per la pace, viste tutte le tensioni geopolitiche e climatiche che si alternano in questo momento di grande difficoltà. Noi l'abbiamo voluto fare in un tema più ampio che riguarda il territorio. Abbiamo la necessità di affrontarlo con le istituzioni del governo, delle azioni politiche, le forze militari. L'abbiamo fatto con il nostro Consiglio nazionale, con la Cassa Previdenziale, perché ci rendiamo conto che è sempre più necessaria una multidisciplinarità che parli di ambiente, di territorio, e quando vediamo che anche la Costituzione italiana ha avuto l'esigenza di rivedere l'articolo 9 verso queste nuove forme, non potevamo che affrontare questo tema in questa scala. Abbiamo fatto di più perché assieme a tutta la rete delle professioni tecniche, oltre a quello che già è contemplato nei nostri codici deontologici, abbiamo voluto dare un taglio ulteriore per quanto riguarda l'ambiente, l'etica che riguarda tutti, la visione nuova dove l'uomo non è più a vertice di questo sistema, ma un sistema che diventa complesso e completo, in cui esso stesso fa parte di una nuova visione, di un nuovo traguardo, perché ci rendiamo sempre conto che non possiamo continuare così come abbiamo creato fino ad ora questi nuovi sistemi. Lo vogliamo fare per noi, per le generazioni future, in un momento in cui l'acqua diventa un tema molto significativo. Gli eventi di siccità che ci preoccupano moltissimo, non soltanto per quanto riguarda l'aspetto civile, ma anche e soprattutto per l'agricoltura, mettono a repentaglio quelle che sono le serenità della nostra vita quotidiana, dalle risorse più importanti, dell'acqua, del suolo. Oggi ne parleremo anche col mondo universitario, perché ci rendiamo conto che abbiamo la necessità di una nuova rigenerazione urbana in chiave di salvaguardia e tutela delle risorse più importanti, del suolo e dell'acqua. Abbiamo l'autorità territoriale, anche Sua Eccellenza il Prefetto, che relazionerà proprio sul leader storico di come si è potuti arrivare a una nuova forma di rigenerazione anche giuridica per tutelare meglio il nostro territorio, le nostre generazioni. Un momento importante questo convegno dell'Ordine degli Agronomi, in collaborazione anche con gli altri ordini della provincia. Il vostro punto di vista e quale sarà il vostro apporto al contributo di oggi? Ma oggi prima di tutto dobbiamo dire che abbiamo avuto dalla parte dell'Ordine di Agrigento, la nostra Presidente Maria Giovanna Mangione, una brillantissima idea. Ha messo insieme dei protagonisti per quanto riguarda la filiera, chiamiamola così, ambientale, un tema ormai che ricopre l'interesse sia del legislatore sia della popolazione. Sappiamo che questi temi ambientali hanno ormai una priorità in tutte le fasi di programmazione e sviluppo del territorio, quindi oggi anche qua ci confronteremo con gli altri protagonisti, ma cercheremo di far capire l'apporto che categorie come gli agronomi e i dottori forestali, i geologi, i chimici e i fisici e gli attuali possono dare a questo importante settore, che sarà il settore cruciale per lo sviluppo dell'Italia, dell'Europa, ma diciamo del mondo. Voi vi occupate di assistenza previdenziale? Io sono il presidente dell'ente previdenziale, sono l'ente privato con funzione pubblica che è predisposto a costruire la pensione per queste categorie professionali. Sì, certo, porterò un po' i saluti e la vicinanza all'Ordine Agrigento di tutta la categoria, per l'importanza ma soprattutto la lungimiranza e l'organizzazione dell'evento. Un evento organizzato ovviamente in prospettiva e in ottica futura su una pianificazione delle attività che prevede più discipline, più professioni, e pertanto si vede l'intervento unitamente a ingegneri, architetti, geometri, ma soprattutto anche il coinvolgimento e la collaborazione col tessuto sociale, quindi i normatori, i regolatori provinciali, locali, comunali e anche regionali. Quindi diciamo un'attività, un coinvolgimento a 360 gradi. Professore Tuzzolino, anche il mondo universitario, diceva la Presidente dell'Ordine, darà oggi il suo contributo a questo interessante convegno? È una giornata importante perché parlare di paesaggio ad Agrigento credo che sia un momento molto importante e pertinente.
E l'università è molto interessata perché al di là di quello che si pensa, cioè che il paesaggio sia una questione risolta da affrontare dal punto di vista delle normative, dal punto di vista degli aspetti disciplinari, botanici, architettonici, io credo che sia sempre una questione aperta di cui bisogna discutere per capire che insomma paesaggio significa tempo iscritto nello spazio. E fare ricerca su questo mi pare abbastanza importante. Anche voi come Arma contribuite oggi con il vostro parere a questa interessante iniziativa dell'Ordine degli Agronomi? Certamente l'Arma dei Carabinieri dà il suo convinto contributo a questo convegno e il patrocinio da parte della grande unità delle unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, un convegno dai temi importanti e attualissimi, una declinazione del territorio in chiave etica alla luce delle nuove norme costituzionali, quelli che sono i compiti anche dell'istituzione pubblica ma anche dell'organo di controllo che appunto per quanto riguarda l'ambiente è devoluto all'Arma dei Carabinieri, ma l'obiettivo di creare una sensibilità, un salto culturale che possa far nascere in tutti la coscienza della tutela ambientale, che è un bene da salvaguardare non solo per noi ma anche per le future generazioni.